Ciao a tutti e bentornati allo Scrigno del Calcio, il canale che ogni giorno vi racconta una storia di calcio. Oggi andiamo a raccontare una storia che comprende il calcio, ma che comprende praticamente anche cronaca, politica e guerre, sostanzialmente. Parliamo della storia delle vittorie nere, probabilmente sporche, dell'Obilić Belgrado, una squadra nata dal nulla, che si è affermata per un periodo, vedremo come, e che poi è tornata a calcare i polverosi campi delle serie minori dei campionati dell'ex Jugoslavia e del campionato serbo. E parleremo anche dell'uomo che l'ha portata in alto e vedremo anche in che modo. Prima di raccontarvi tutto questo, però, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Se state guardando questo video senza essere iscritti, iscrivetevi e poi lasciate like, commenti, insomma sostenete il canale come più potete. E vi ricordo anche di seguirci sui social, di seguirmi sui social, di seguire la pagina Il Popolo del Calcio anni 90, che è sia su Facebook che su Instagram, e il blog che è Il Popolo del Calcio, dove ci sono queste storie che io vi racconto, alcune di queste storie che io vi racconto, più lunghe, più approfondite, più nel dettaglio, approfondimenti sulla Serie A, approfondimenti sulle maglie, sul fantacalcio, insomma tutto quello che può appassionare far contento un amante del calcio. Dunque, parliamo dell'Obilić e parliamo soprattutto di un uomo che è Zeljko Ražnatović, meglio conosciuto un po' da tutti come Arkan, come la tigre Arkan. Io mi ricordo che quando andavo a scuola il mio libro di storia dell'arte era scritto da Argan, che non c'entra niente ovviamente con questa persona, ma a me, da adolescente ancora un po' ignorante, veniva in mente soprattutto Arkan, soprattutto la figura di questo personaggio dell'ex Jugoslavia, che era un serbo e che si fa strada nel mondo della criminalità negli anni '80, è praticamente ricercato per crimini di vario genere in mezza Europa, in Germania, in Olanda, oltre che nella ex Jugoslavia. Quando lui torna nell'ex Jugoslavia è la Jugoslavia della fine dell'era Tito, che si sta disgregando e che ha probabilmente bisogno di una figura forte di riferimento che la guidi. E quando torna in Jugoslavia, Arkan ha degli appoggi da parte dei servizi segreti serbi, dei servizi segreti dell'ex Jugoslavia, soprattutto per dei favori che lui ha fatto, soprattutto nell'emissione di passaporti falsi, anche qualche omicidio su commissione. Fatto sta che dal 91 al 95 compie dei crimini, diventa il capo delle milizie che vengono definite le tigri, le famose tigri di Arkan. Compie tra il 91 e il 95 delitti, massacri e altri reati di vario genere. Diventa oltretutto uno dei principali riferimenti della curva della Stella Rossa, che passa dall'essere una tifoseria, soprattutto una curva abbastanza innocua. Venivano definiti, credo che la traduzione dallo jugoslavo, dal serbo, più o meno fosse debosciati, che seguivano la squadra in casa e in trasferta, ma che erano soprattutto avvezzi a bere birra, quindi erano anche molto folcloristici ma non cattivi. La curva della Stella Rossa, con l'avvento di Arkan e di tanti dei suoi scagnozzi, delle famose tigri, diventa una delle curve più cattive e violente d'Europa. Vengono formati dei cordoni di polizia incredibili quando gioca la Stella Rossa. I derby fra Stella Rossa e Partizan Belgrado diventano ad altissimo rischio. Viene bandito l'alcol dalla curva e vengono introdotte mazze e oggetti, armi contundenti di vario genere. Dopodiché Arkan diventa un imprenditore, apre locali, ristoranti e inizia a fare soldi nella maniera più legale possibile. Diventa uno degli imprenditori
di spicco della Serbia. A questo punto, per terminare la sua fama, per arrivare all'apice della sua fama, gli manca una cosa sola, quella che tanti imprenditori d'Europa e del mondo hanno fatto, cioè acquistare una squadra di calcio. La prima cosa che fa è tentare di acquistare la sua squadra del cuore, la Stella Rossa, ma non ci riesce perché la Stella Rossa ha come presidente il calciatore jugoslavo probabilmente più famoso della storia, che è l'ex centravanti Zaic, che conosce Arkan, conosce la fedina penale di quest'uomo e si rifiuta di farlo entrare nel club. Ci prova con il Pristina, che è una squadra di bassissimo livello, ma si arrende quasi subito, intanto perché ci sono troppi kosovari in squadra, e poi perché capisce che questa squadra non ha le potenzialità per emergere. E così acquista l'Obilic, che è una squadra dell'entroterra di Belgrado, che non ha mai conquistato grandi risultati in patria, è in Serie B e lui vuole portarla immediatamente in Serie A, diciamo in prima divisione del campionato della Repubblica di Jugoslavia, che ancora non si chiama Serbia. Siamo nella stagione 96-97 e l'Obilic deve vincere il campionato. I metodi di Arkan come presidente non sono particolarmente morbidi. Si dice che una volta che la squadra, dopo una sconfitta, è stata costretta a seguire a piedi il pullman con l'autista e i dirigenti viaggiava, e i giocatori lo seguivano a piedi per punizione per aver perso la partita. E poi si dice che da Arkan arrivassero minacce ad arbitri e giocatori avversari, fondamentalmente per favorire l'Obilic, che arriva in Serie A con 15 punti di vantaggio, qualche arbitraggio un po' sui generis, ma stravince il campionato. E a questo punto l'obiettivo per la stagione 97-98 di Arkan qual è? È quello di entrare nella storia per essere il primo presidente a portare una squadra dalla Serie B, da debuttante assoluta, a vincere il campionato. E sarà un campionato leggendario, ma non tanto per le prodezze dell'Obilic in campo, quanto per quello che succede all'ultima giornata. L'Obilic si sta giocando il titolo proprio con la Stella Rossa, che perderà una partita contro una squadra di bassa classifica, anche in questo caso con un arbitraggio particolare. Ci sono delle leggende talmente particolari, talmente strane sulla partita della Stella Rossa, che forse servirebbe un video e un approfondimento apposito proprio per quella giornata. Fatto sta che in un modo o nell'altro l'Obilic vince clamorosamente, forse inaspettatamente, il titolo. A questo punto iniziano i guai per Arkan, perché l'Obilic va a giocare in Europa, gioca i preliminari di Coppa dei Campioni e non è ben visto dall'UEFA, tant'è che l'allora presidente dell'UEFA, lo svedese Lennart Johansson, scoprirà soltanto in futuro il suo tragico destino, che per fortuna non si compie, perché lui non vuole che l'Obilic giochi in Europa, e ci sono dei killer che Arkan manda sotto gli uffici di Johansson per ucciderlo. Cosa salva la vita al presidente dell'UEFA? Un ritardo. Lui non esce alla solita ora, esce una mezz'ora dopo, per qualche lavoro in più. Quando esce, ormai le strade sono piene di traffico, ci sono tantissime macchine, i killer non se la sentono di ucciderlo, di sparargli, perché rischierebbero tra l'altro anche di rimanere imbottigliati loro stessi nel traffico ed essere beccati, e Johansson si salva la vita così, per un caso fortuito, per colpa di una grande città che non ha traffico fino ad una certa ora, come tutte le grandi città. Questo verrà a scoprirlo solo anni dopo. L'Obilic passa il primo turno contro una squadra islandese e affronta nel secondo turno preliminare il Bayern Monaco.
nonostante anche qui alcune pressioni. Tra l'altro da Monaco di Baviera fanno capire che se Arcan dovesse andare a vedere la partita all'Olympia Stadium di Monaco verrà arrestato perché è ricercato in Germania come in mezza Europa. Lui non si presenta, Lobilic viene eliminato, il Bayern Monaco vincerà 4-0 una delle due partite e si accontenterà dell'1-1 al ritorno, e così Lobilic viene ripescato in Coppa UEFA e qui affronta l'Atletico Madrid allenato da Arrigo Sacchi. Anche qui ci sono delle vicende un po' particolari perché intanto per intimidire i giocatori dell'Atletico Madrid durante il loro riscaldamento viene sguinzagliato un cucciolo di tigre che scorrazza tranquillamente in campo, un po' per far capire il clima che attende l'Atletico Madrid. Poi c'è una giornalista spagnola che prova a fare delle domande un po' scomode al presidente dell'Obilic, e nell'albergo in cui risiede la sera vengono recapitate delle foto di lei con il microfono in mano e con la scritta: così come ti abbiamo fotografato avremmo potuto spararti. Anche lo stesso Arrigo Sacchi non resta immune da qualche parola un po' più soft in questo caso, perché l'Atletico Madrid passa il turno, Arcan si avvicina a Sacchi, gli mette una mano sulla spalla e gli dice: oggi avete avuto culo. E l'Atletico Madrid, quando torna in Spagna, tira un sospiro di sollievo perché il clima che si è respirato in quella trasferta gli fa credere, gli fa capire che forse l'hanno scampata bella. E qui un po' termina la storia nera dell'Obilic, perché nel campionato successivo, il 1999, viene interrotto a un paio di giornate dalla fine con la vittoria del Partizan Belgrado proprio sull'Obilic, perché le forze dell'ONU stanno iniziando a bombardare i territori dell'ex Jugoslavia per far terminare la guerra del Kosovo del 1999, e qui termina anche la storia di Arkan, perché viene condannato, viene incriminato per i suoi reati, per i suoi crimini, e nel febbraio del 2000 viene ucciso da un ex militante politico serbo assoldato dalla mafia balcanica. E qui si pone fine alla storia fondamentalmente di un criminale, e termina anche la storia dell'Obilic, che retrocederà poi in Serie B nel 2006 e anche nelle serie minori successivamente. È anche difficile oggi andare a consultare i risultati della squadra serba, che è tornata nella dimensione di nulla che aveva anche in precedenza. Io voglio chiudere con una nota, che nonostante l'Obilic avesse vinto il titolo nel 1998, nessun calciatore di quella squadra ha fatto parte della spedizione della Repubblica di Jugoslavia ai mondiali di Francia 98, e questo forse la dice lunga anche sul tipo di successi e di vittorie di una squadra che non ce ne vogliono i propri tifosi. Forse è giusto che sia stata dimenticata. Iscrivetevi al canale, sempre. Ciao.